venerdì 24 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco con Lorena leggeremo assieme i quotidiani regionali, poi andremo a vedere anche quelli nazionali, ma intanto c'è la cronaca. Subito a Catania ha picchiato la moglie, è stato incastrato poi dal sistema di videosorveglianza del suo negozio. La donna è riuscita a chiamare la polizia e lui ha interrotto anche la conversazione con proprio la questura. Solo il marito, venite ad arrestarmi. I particolari. Una telefonata alla centrale operativa della questura di Catania di una donna in preda all'ansia e alla paura. Singhiozzava e piangeva. Da poche parole si comprende che era vittima di violenza da parte del compagno. Un momento rubato evidentemente alla momentanea assenza dell'uomo. Lui arriva, strappa il telefono alla donna e interrompe la chiamata. Ma gli agenti ritelefonano a quel numero e a rispondere è lui. L'uomo, che in una frase netta sancisce il suo stato, sugno marito, risponde: mi putiti venire ad arrestare. Sullo sfondo l'audio della donna che urlava e chiedeva all'uomo di andare via, di lasciarla in pace. Lui sbarra la porta dell'attività commerciale e va via, impedendo i soccorsi nei confronti della vittima 31enne rimasta a terra priva di sensi. Poi è stata la donna, ripresasi dalle botte, ad aprire la porta alla polizia con un secondo mazzo di chiavi. Era una maschera di sangue ed è svenuta. I segni della violenza erano ovunque. La signora è stata portata in ospedale grazie all'intervento del 118, le sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto, mentre non è stata sciolta la prognosi, così come riferito dalla polizia, per l'evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno comunque diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. La ricerca dell'energumeno si è avvalsa delle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio che lui stesso aveva installato. L'uomo era a casa della madre, sdraiato su un letto. Subito sono scattati gli arresti. Adesso andiamo a Palermo. Un funzionario della Soprintendenza del Mare è stato arrestato in flagranza mentre intascava una mazzetta. Aveva chiesto 1.000 euro a 2 imprenditori per sbloccare alcune fatture. Bloccato mentre in tasca 1.000 euro in contanti. Secondo caso di mazzetta indiretta nel giro di poche settimane nell'amministrazione pubblica siciliana. Questa volta ad essere colto in flagranza è l'architetto Antonio Librizzi, funzionario della Soprintendenza del Mare della Sicilia, Dipartimento dell'Assessorato regionale ai beni culturali. Librizzi è stato fermato dalla Guardia di Finanza subito dopo aver ricevuto il denaro da un imprenditore nei confronti del quale avrebbe avanzato insistenti richieste per sbloccare una pratica. Era stato proprio l'imprenditore a denunciare le pressioni e a far scattare la trappola. La notizia è divenuta di pubblico dominio quando questa mattina la Guardia di Finanza si è presentata negli uffici della Soprintendenza del Mare per effettuare una perquisizione e un'acquisizione di documenti delegata dalla magistratura in seguito all'arresto. I Baschi Verdi hanno prelevato anche i documenti di 2 diverse gare delle quali si occupava Librizzi e la documentazione relativa alle manutenzioni e al funzionamento degli uffici. La vicenda è simile a quella di qualche settimana fa quando la polizia ha arrestato in flagranza un funzionario dell'ASP di Palermo che aveva appena incassato una mazzetta. In quel caso però le manette erano scattate anche per il presunto corruttore, mentre in questa occasione l'imprenditore aveva denunciato le pressioni. L'accusa mossa a Librizzi adesso è di concussione. E noi andiamo subito da Lorena Dolci per leggere questa notizia dalle pagine dei quotidiani. Sì, allora la troviamo su tutti i quotidiani, le andiamo a leggere qualche dettaglio su Repubblica, la mazzetta consegnata al bar, funzionario regionale arrestato. Avete sentito che in questo caso c'è stata la denuncia dei 2 imprenditori che si sono rivolti appunto alla Guardia di Finanza, denunce parecchio dettagliate, scrive Repubblica. Le proposte del geometra finito in manetta erano esplicite, senza troppe allusioni. Diceva che servivano le mazzette per sbloccare le pratiche e già altre volte sarebbero avvenuti dei pagamenti fino all'ultima richiesta, ma questa volta insieme all'imprenditore c'erano i finanzieri. Meno male che magistratura e forze dell'ordine non mollano la presa, dice il segretario del PD Anthony Barbagallo. Certo colpisce il silenzio di certi palazzi e di certi politici con ruoli di governo e dunque di vigilanza, quindi non soltanto l'emergenza mafia e sicurezza di cui ci occupiamo spesso, ma anche emergenza corruzione. E restiamo a Palermo. Una bomba carta è esplosa sotto la casa dell'assessore palermitano Fabrizio Ferrandelli. Nelle stesse ore divampa invece un incendio in un alloggio sociale. Ferrandelli dice: vado avanti.
Un boato forte nella notte, paura, panico. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell'assessore all'emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Parallelamente la casa vandalizzata a Borgonuovo, che doveva essere consegnata a una famiglia, come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme. Due episodi collegati, inquietanti e preoccupanti. Sulla bomba carta al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l'assessore, che però non si ferma e dice: andiamo avanti. Indietro non si torna, l'amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti nel percorso di legalità sull'assegnazione degli immobili secondo la lista delle emergenze abitative e soprattutto nessun gesto di singoli violenti può intimidire un'istituzione che è determinata ad andare avanti nel proprio lavoro. Dalla casa vandalizzata all'incendio, poi la bomba carta esplosa vicino casa di Ferrandelli, una sequenza che ha una matrice criminale. Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti a Palermo. Proprio nei giorni scorsi l'assessore aveva dato notizia di altre 4 case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del comune. E torniamo ai quotidiani con Lorena. Stamattina c'è tantissima cronaca. Sì, e questo rapporto, diciamo, è reso ancora più esplicito dai quotidiani, il rapporto fra la bomba carta e questa racket sulle case occupate, come titola appunto Repubblica. Pensate che un paio d'ore prima in via Bronte a Borgonuovo un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari, cioè l'IACP, appena liberato, era stato appunto distrutto e incendiato. I due episodi per Ferrandelli sono legati e sono una chiara intimidazione. Già da qualche giorno ricevo minacce da quel nucleo familiare, è stato un momento terribile. Cosa era successo? Si era presentato con la forza pubblica a questo appartamento e lo ha trovato completamente devastato, infissi distrutti, porte divelte, muri e controsoffitti abbattuti. Chi pensa di intimidirmi si sbaglia, dice ancora Ferrandelli, io vado avanti ancora più determinato. Secondo i vicini gli occupanti hanno distrutto tutto perché consideravano quella casa di loro proprietà, tanto da averla ristrutturata completamente. All'attenzione degli investigatori, oltre all'incendio, alla distruzione di un immobile pubblico e all'attentato intimidatorio, c'è anche la storia dell'occupazione di questo alloggio. Dietro questa vicenda ci sarebbe infatti l'ombra di Cosa Nostra nella gestione degli alloggi popolari nei quartieri periferici di Palermo, dallo Zen a Brancaccio, passando appunto per Borgonuovo. E adesso andiamo a Messina. È stata assegnata la laurea alla memoria a Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio, nel suo nome anche delle borse di studio. Conferisco a Sara Campanella la laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico con voti 110 su 110 e lode. La voce rotta dalle lacrime della rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari nel conferire la laurea alla memoria a Sara Campanella, le lacrime di mamma Cetti nel ritirare quella pergamena che la figlia desiderava, aspettava dopo aver sostenuto tutti gli esami, lacrime che oggi dovevano essere di gioia, non di sangue, ripeteva il padre Alessandro. Oggi siamo qui per renderle omaggio, memoria viva, perché Sara merita di prendere la laurea. Noi porteremo sempre la luce di Sara ovunque andremo. Sara era coraggio, era libertà e io non posso essere meno di quello che Sara è stata. Un'aula magna stracolma di autorità, ma soprattutto di giovani, studenti, colleghi e colleghe che hanno voluto esserci. È toccata all'amica Martina discutere la tesi iniziata da Sara e completata dai suoi colleghi, perché la sua morte è una ferita per tutta la comunità. L'esperienza drammatica che ha vissuto questa comunità, affinché la morte di Sara non sia avvenuta invano, deve essere un monito per tutti. La Regione metterà a disposizione delle borse di studio che porteranno il nome di Sara Campanella. Ogni tesi, ogni borsa di studio, ogni ricerca sarà una voce in più, ha detto la rettrice. La famiglia invece continuerà la sua opera di sensibilizzazione.
La violenza è anche quella che non si vede, quella che non è visibile, quella che non si vede soltanto dai gesti, da parole, offese, ma anche quella che non si vede, anche il minimo dubbio. E allora, Lorena, torniamo a questa tristissima vicenda. Sì, parole davvero commoventi, tutta un'atmosfera molto commovente perché ovviamente ha toccato tutta la comunità universitaria ma anche la città, e la notizia la troviamo ovviamente in prima pagina sulla Gazzetta del Sud, che è appunto il quotidiano di Messina. Qui vediamo in questa fotonotizia la mamma, donna forte anche lei, che tiene in mano la pergamena che avrebbe dovuto ricevere appunto Sara, che invece ritratta qui in questo riquadro con la provetta, perché la laurea appunto era un tecnico di biologia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, eccola qua la gigantografia. Subito dopo la proclamazione interviene tra le lacrime anche il fratello Claudio, l'abbiamo sentito anche noi, parlare di mia sorella Sara non è facile perché lei è l'immensità, un uragano di emozioni. È ancora più difficile parlare di lei in un giorno come questo, in cui il dolore si mescola all'orgoglio immenso per quello che è stata e continua ad essere. Esempio di amore e luce è il fratello che parla. Era una persona straordinaria, sensibile, empatica, amava la vita e la vita degli altri. Forse per questo aveva deciso di diventare tecnico di laboratorio biomedico. Sara, racconta ancora il fratello, diceva spesso una frase: mi amo troppo per stare con chiunque. Una frase semplice ma rivoluzionaria. In queste parole c'è tutto il suo coraggio, ed era anche la frase che lei aveva postato sui social poco prima appunto di essere uccisa da questo collega di università che era ossessionato da lei. Sì, adesso veniamo a Catania invece. 30 persone sono state operate di cataratta in 2 cliniche, rischiano di perdere la vista per una infezione contratta durante l'intervento. C'è un'inchiesta della Procura di Catania. Gravi danni alla vista con il rischio di perderla. Cresce la preoccupazione a Catania, dove una trentina di pazienti sono stati costretti a recarsi in alcuni ospedali dopo un intervento di cataratta eseguito in 2 cliniche private della città. Tutti, poche ore dopo, hanno accusato forti dolori e disturbi all'occhio per un'infezione contratta. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Il reato ipotizzato è lesioni gravissime. Molti dei ricoverati sono in prognosi riservata, uno al momento è cieco da un occhio, altri in via di ripresa, ma i medici al momento non escludono danni permanenti alla vista. 2 i centri privati specializzati cui si erano rivolti i pazienti per effettuare l'intervento considerato di routine e non particolarmente complicato. Diversi gli ospedali che adesso li hanno in cura. 6 sono al Policlinico, 4 al Cannizzaro, gli altri sono finiti al Garibaldi, al Centro Oculistico Europeo di Aci Castello, ma anche a Ragusa ed Enna. Per molti la diagnosi è la stessa, hanno contratto il batterio Enterococcus fecalis, ma potrebbe esserci anche un altro batterio ad aver causato l'infezione. Le analisi sull'acqua fisiologica utilizzata durante gli interventi hanno dato esito negativo. Sotto la lente di ingrandimento ci sono dunque i cristallini impiantati e le sale operatorie dei 2 centri privati coinvolti. Una delle 2 cliniche in una nota comunica di aver avviato un'indagine interna sui prodotti e le attrezzature utilizzate. L'associazione Codacons ha lanciato una task force medico-legale e un'azione collettiva a difesa dei pazienti. Il caso, che è un'emergenza sanitaria, è stato segnalato anche al Ministero. Beh, un caso sicuramente eclatante, se fosse così confermato, di mala sanità. Sì, e che preoccupa tante persone, perché sono sempre più numerose le persone che si sottopongono a questo intervento di cataratta, che oggi è considerato un intervento molto semplice, quando appunto non ci sono questi imprevisti. Lo andiamo a leggere sul quotidiano di Catania, La Sicilia, che parte da intanto una buona notizia, scrive Laura Di Stefano. E qual è la buona notizia? Che 4 pazienti colpiti dall'infezione post-intervento, su una trentina, stanno meglio. Questa è la buona notizia. Così riferiscono dall'azienda ospedaliera. Questo vuol dire che nessuno di loro perderà la vista, anche se presto per sciogliere la prognosi. Sono stabili invece i 6 ricoverati al Policlinico, che non sono in sala rianimazione, come era stato scritto ieri. Pare invece che un 60enne della provincia etnea ha gravi complicanze alla vista dell'occhio, infettato appunto da un enterococcus
stafilococco fecale. Gli accertamenti dei NAS sono stati avviati, l'indagine aperta dalla Procura di Catania è a uno stadio embrionale, l'ipotesi, l'abbiamo sentito, è di lesione gravissima, serviranno alcuni giorni per raccogliere tutti i documenti all'ambulatorio chirurgico oculistico situato nel centro di Catania e c'è un indizio nemmeno troppo lontano dal Palazzo di Giustizia. Dalla struttura intanto hanno avviato questa indagine interna per capire le cause di questa infezione, mentre esprimono la nostra profonda preoccupazione, hanno scritto in una nota, per i recenti casi segnalati. Adesso un tema sicuramente più leggero, parliamo di calcio, ma una notizia importante per il calcio catanese, per il club di Pelligra, per i tifosi rossazzurri. Ieri si è chiusa l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo, il centro sportivo che deriva dal fallimento del calcio Catania 1946. L'aggiudicazione, almeno per adesso, è provvisoria al gruppo Pelligra, che ha superato nei rilanci un gruppo di imprenditori siciliani, e l'aggiudicazione definitiva avverrà poi il 30 di ottobre. Ma intanto l'offerta di ieri, quella più alta, è stata di Pelligra e del club rossazzurro, 5 milioni e mezzo. Sentiamo. Ci sono voluti 3 rilanci e è arrivata ad un'offerta di 5 milioni e mezzo di euro, ma alla fine il Catania Football Club mette le mani sul centro sportivo di Torre del Grifo. A meno di variabili legate all'arrivo di nuove offerte entro il 30 ottobre, la struttura di Mascalucia va quindi a Ros Pelligra. La sta telematica, con un intenso botta e risposta, ha visto concorrere il presidente del Catania con l'Aurora Società, con sede a Belpasso, ed espressione di una cordata formata da imprenditori siciliani, tra cui il palermitano Vincenzo Rappa e i catanesi Francesco Russo Morosoli, Carmelo Stivala, Gaetano Vecchio, Giorgia Bartolini e Andrea Spina, che si sono spinti sino ad un'offerta di 5 milioni e 250 mila euro. Per l'assegnazione definitiva del centro si dovrà ora attendere il 30 ottobre, termine entro il quale sarà possibile formulare una nuova offerta, a patto che sia almeno del 10% superiore a quella fissata al termine dell'asta. Ma Ros Pelligra può concedersi un sorriso, anche se non è ancora finita, commenta il proprietario del Catania in una nota: mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione, l'ho fatto per Catania, per la sua gente, per tutti noi tifosi rossazzurri. Credo molto in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e non lo deluderò mai, ha detto. Aspettiamo la data conclusiva di questa importante operazione, che per ora ci vede in vantaggio. Le parole di Ros Pelligra. Sicuramente aver ritrovato una casa per il Catania, speriamo che possa andare in porto sino al 30, non ci siano novità, è importante ci sia una struttura che possa ospitare il club del presidente Pelligra. Vedo già le pagine della Sicilia, se non sbaglio, in questo caso sul tema. Della Sicilia, che ripercorre tutte le tappe di questa vicenda, dal fallimento e poi l'asta, poi dopo vari tentativi attraverso, era stata esplicitata anche la richiesta del Catania, la prima asta va deserta. Poi c'è l'apertura delle buste il 16 ottobre del 2025, il 23 ottobre il gruppo Pelligra si aggiudica l'asta superando l'offerta del gruppo Aurora, però bisogna appunto attendere il 30 ottobre, come dicevamo, perché sia considerato effettivo. Il prezzo giusto, scrive appunto la Sicilia, l'imprenditore sicilo-australiano ha messo sul piatto 5 milioni e mezzo, rilanciando fino alle 13, quindi una gara a rilancio con poco, forse ha tenuto qualcuno col batticuore, ma oggi Pelligra ha di fatto riportato il Village nelle mani del club di calcio dopo il fallimento della matricola. Vero è che ci sarà da aspettare fino al 30 ottobre per capire se ci sarà un terzo competitor estraneo alla trattativa chiusa ieri e che sia disposto a mettere sul piatto 5 milioni e mezzo, che è appunto il prezzo con cui l'imprenditore australiano, oltre un 10% in più, certo, rispetto ai 5 milioni e mezzo, attenzione, ha chiuso i conti. Ed è questo il prezzo per rientrare in gioco e sperare in una nuova asta, che sarebbe però a discrezione del tribunale fallimentare. Movimenti tortuosi ma non impossibili, perché appunto permessi dal regolamento, ma come abbiamo sentito la soddisfazione di Pelligra, che tra l'altro l'ha affidata ai propri canali social.
Allora, adesso andiamo avanti con la lettura di quotidiani regionali. Partiamo dal Giornale di Sicilia, quotidiano di Palermo, che mette in taglio alto la bomba carta all'assessore del comune di Palermo, appunto Ferrandelli. L'ordigno è stato trovato davanti all'abitazione. Poco prima era stata incendiata la casa popolare occupata. Abbiamo già parlato del racket e delle case popolari. Sulla Gazzetta del Sud, invece, a parte la fotonotizia dedicata a Sara Campanella, appunto la studentessa vittima di femminicidio che ieri ha ricevuto la laurea alla memoria, consegnata tra grande commozione, abbracci e lacrime ai familiari. Vediamo la mamma di Sara Campanella, e poi qua c'è invece la notizia che riguarda un ponte sullo Stretto. Ecco le richieste del sindaco Basile a Salvini, si apre un tavolo, cioè Basile ha inviato una lettera nello stesso giorno delle severe osservazioni sul progetto di RFI, cioè Ferrovie Italiane. Palermo, il tomo di Repubblica dedicato a Palermo approfondisce appunto quello che abbiamo chiamato il racket delle case occupate. C'è un vero e proprio allarme corruzione, poi arrestato un funzionario, la mazzetta da 1.000 euro intascata al bar. E poi vediamo questa fotonotizia dedicata allo sbarco del carro sulla costa sud di Palermo, un miracolo inedito di Santa Rosalia che è arrivata direttamente dall'acqua nel festino delle Ribelli, una sorta di rito parallelo giunta alla seconda edizione che coinvolge il quartiere dello Sperone. La Santa è sbarcata con un gommone in un lembo di mare tormentato ma bellissimo, quello della costa sud. È una sorta di riproduzione in miniatura della grande festa di luglio, ma neppure tanto, perché c'erano 4.000 persone. E poi questa curiosità: a Porto di Messina, alla guida, ieri c'è stata la nomina delle autorità portuali, c'è un ex No Ponte pentito sui social. Da convinto No Ponte, esponente dell'area ambientalista della destra sociale che un tempo manifestava contro l'opera, presidente dell'autorità portuale dello Stretto, è il percorso dell'avvocato Francesco Rizzo, che però per occupare quella poltrona ha dovuto compiere, come i traghetti che uniscono Scilla e Cariddi, una virata ideologica a 360 gradi. Questo abbiamo parlato della mafia degli alloggi popolari, bomba sotto casa dell'assessore. Torniamo invece sulla vicenda dello Zen, dove c'è stata, ricordate, l'omicidio, ma anche continuano le sparatorie. La commissione antimafia l'aveva annunciato, si riunirà allo Zen e c'è una data, mercoledì 29 alle 15 nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro aperto a residenti, volontari, scuole, autorità per rispondere alla presenza della mafia e della criminalità. E poi appunto ancora un approfondimento sugli alloggi popolari, una vera e propria trincea delle assegnazioni, perché ci sono oltre 1.500 immobili in possesso senza titolo, perché in pratica sono stati assegnati non dallo Stato ma da questo racket illegale, che sono occupati illegalmente da famiglie che spesso però hanno parecchi minori a carico. Dall'altra parte l'assessorato all'emergenza abitativa nell'ultimo anno ha assegnato 150 alloggi, molto spesso dopo averli liberati, ma non sempre con risvolti pacifici. E poi arriva la svolta di un cold case, un vecchio caso clamoroso, l'omicidio, il duplice omicidio dei dirigenti, dei vertici delle acciaierie Megara, avvenuto il 31 ottobre nel 90. Che cosa succede? Che arriva la verità, la polizia ha chiuso le indagini accertando che il mandante fu Aldo Ercolano. A perdere la vita furono Francesco Vecchio, Alessandro Rovetta, mentre Aldo Ercolano, figlio del defunto Pippo e nipote di Nitto Santapaola, tuttora Aldo Ercolano in carcere, sarebbe stato il mandante, ritenuto ideatore e organizzatore dell'assassinio dei due dirigenti delle acciaierie Megara in zona Bicocca, perché non si erano piegati ai loro diktat. E poi una notizia insomma che ci sfiora in un certo senso, perché la mafia americana è sicuramente un derivato della mafia siciliana, la troviamo in tutte le prime pagine dei giornali, perché le scommesse illegali riguardano anche il basket, bufera sull'NBA,
NBA, ecco la mafia siciliana a New York, coinvolti star del basket ed esponenti dei Gambino, Bonanno, Lucchese e Genovese. E poi c'è questa bella notizia con cui possiamo concludere, perché oggi al Quirinale si presentano questi giovani alfieri del lavoro. Ci sono 2 siciliani, li vediamo in questa foto, 2 giovanissimi siciliani, Giorgio Basilotta e Filippo Nicotra, sono tra i 25 migliori studenti d'Italia che stamane al Quirinale saranno premiati come nuovi alfieri del lavoro dal presidente Mattarella. Li vediamo qua nel dettaglio. Nicotra è 19 anni, è originario di Piazza Armerina, mentre Giorgio Basilotta, anche lui 19 anni, catanese, cresciuto tra i banchi del liceo scientifico Leonardo Di Giarre con la media del 10, sogna di fare ricerca e detesta le etichette. Non chiamatemi secchione, dice, sono solo uno che ha fame di capire. Bene, in bocca al lupo a questi ragazzi, auguri davvero. Adesso ci fermiamo, fra poco torniamo con le notizie che arrivano dalle pagine nazionali. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, c'è una notizia, un aggiornamento dalle agenzie. La Guardia di Finanza di Messina ha posto agli arresti domiciliari 2 imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto che operano nel settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione e risultano indagati per caporalato nei confronti di 9 lavoratori che erano addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante. Sono stati anche sequestrati 350.000 euro. Questa operazione è scattata dopo la denuncia di uno di questi lavoratori che ha per l'appunto segnalato alla Guardia di Finanza come di avere subito gravissime violazioni contrattuali e non solo. E dalle indagini è emersa l'imposizione ai lavoratori di trattamento economico inferiore al tempo lavorato, oltre anche alla pretesa della restituzione di somme erogate come indennità e festivi. Adesso andiamo a vedere la situazione del traffico a Catania. Intanto siamo in via Vincenzo Giuffrida, situazione direi abbastanza tranquilla e serena, sentiamo anche i clacson delle vetture, però mi pare di poter dire che c'è grande tranquillità, almeno in questo tratto di vie di Catania. Andiamo adesso, ci spostiamo sulla circonvallazione di Catania, qui la situazione è un po' diversa, ci sono le file, ci sono le auto incolonnate in direzione Mister Bianco Policlinico. Vedete in alto al teleschermo, proprio quasi a destra in alto, proprio la situazione al Tondo Gioieni. La nostra telecamera vibra un po' perché in alto c'è vento, quindi vedete anche vibrare la nostra telecamera. Adesso l'Etna, spettacolare davvero questa immagine con un pennacchio di fumo nero che si alza proprio dalla sommità del vulcano. Ma perché il vento ha spazzato anche tutte le nuvole, quindi proprio in cielo. Quindi stamattina una bellissima fotografia del vulcano. Vediamo la lettera e vediamo anche il golfo di Taormina, questa splendida immagine che ci restituisce questa nostra telecamera. Una giornata comunque con il cielo terso un po' ovunque nella nostra regione. Parleremo di meteo fra poco, attenzione, perché ci faremo spiegare che cosa sta succedendo questo fine settimana, come sarà. Pare che ci sarà un picco di caldo. Adesso torniamo però ai quotidiani. L'estate infinita. L'estate infinita, una bellissima estate infinita. Adesso andiamo da Lorena. Sì, andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani nazionali. Le aperture sono dedicate alla guerra del petrolio tra Trump e Putin, con il nuovo pacchetto di sanzioni imposto appunto dagli Stati Uniti, che Putin considera un atto di ostilità, se non un atto di guerra. E poi c'è la manovra che divide la maggioranza, che non se le manda a dire, e anche questo momento storico, l'incontro tra il re Carlo e Camilla e il Papa in una giornata appunto storica. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Sanzioni, Putin gela Trump. Lo zar infatti considera questo pacchetto di sanzioni un atto ostile, ma dice non servirà a nulla. I leader dell'Unione Europea frenano sull'uso degli asset russi. Per asset si intende i conti congelati della Russia. Alte degli USA a Israele sull'annessione della Cisgiordania, con
Trump che annuncia che sarà a Gaza. E poi vediamo appunto qua, l'avevo anticipato, NBA 30 arresti per scommesse, spunta la mafia italiana, e vediamo questa fotonotizia che immortala la visita dei reali britannici, che è la prima volta, pensate, dopo lo scisma del 1534. È un momento storico È sicuramente. davvero un momento storico, perché in cui un sovrano inglese, in questo caso Re Carlo con la regina Camilla, hanno pregato con Papa Leone XIV, continua il percorso di avvicinamento tra la Chiesa di Roma e la Chiesa anglicana dopo lo scisma con cui appunto il reale di Inghilterra diventò anche capo della Chiesa appunto il fatto che ci sia anglicana. un Papa statunitense forse aiuta potrebbe questo aiutare, no? dialogo. Vediamo anche qui lo scontro aperto tra Tajani e Salvini appunto a proposito della manovra, ma lo andiamo a vedere poi più nel dettaglio. Anche qui Repubblica, tra Putin e Trump e guerra del petrolio, lo zar atto stile, e questo l'abbiamo visto, un po' diciamo ricalca la prima pagina. La Stampa ha una sua apertura con l'intervista al ministro della difesa Crosetta, che dice, parlando ai soldati, non è la prima volta, ma dice prepariamoci anche a difendere l'Italia, cioè lui dice ragazzi, ai soldati, non andrete più soltanto in missioni internazionali, una volta facevate missioni internazionali, oggi ogni scenario è possibile. Però il problema è, vedi, le sanzioni che bloccano il petrolio verso la Cina, il petrolio russo verso la Cina, cagionano un gravissimo danno all'economia russa, e per questo la reazione diciamo di Putin è anche un po' scomposta. Infatti Trump quando gli dice vedremo fra 6 mesi, perché il danno si vedrà appunto col passare del tempo. Prima pagina dell'Avvenire, naturalmente troviamo il storico incontro di cui abbiamo parlato, ma anche le parole di Leone XIV che sottolinea come la Chiesa debba essere povera tra i poveri, soccorrere è Vangelo, e poi parla degli immigrati. Il Papa critica gli stati, tollerano politiche criminali verso i migranti. Poi dice parole forze, non sono spazzatura, le disuguaglianze sono la radice del male sociale. Allora, andiamo adesso a vedere appunto nel dettaglio. Putin avvisa l'Occidente, le sanzioni sono un atto stile, reagiremo ai Tomahawk, questi strumenti che non sono soltanto di difesa ma appunto di attacco. Non decidiamo sotto pressione, la risposta alle armi a lungo raggio sarebbe scioccante, è davvero un braccio di ferro. Petrolio sotto scacco, il futuro della guerra ora è nelle mani di Xi, il presidente cinese, perché appunto hanno interrotto gli acquisti, cambiando un po' casacca, perché fino a ieri sembravano strettissimi alleati, per sempre amici della Russia. Infatti vedete qua si definivano amicizie infinite, descritte da entrambi come stretta e strategica, senza limiti o d'acciaio, ma invece in questo caso la Cina si sta alleando al diktat degli americani. È un problema di lotta economica, no? Cioè poi alla fine l'economia può in qualche modo indirizzare determinati scenari. Certo. E Trump, che sempre usa un linguaggio un po' fuori dalle righe, si beffa della risposta di Mosca e dice immuni alle misure, non mi fanno neanche solletico, e lui dice appunto vedremo tra 6 mesi. La Casa Bianca lascia comunque aperto il dialogo e non esclude l'incontro tra leader. Speriamo che sia soltanto una forma di pressione. E poi c'è appunto l'altro pressing, il pressing sull'Italia, su Meloni, affinché acquisti armi americane per Kiev, appunto sempre economia che si intreccia con la politica. Qui c'era appunto l'intervista a Crosetto, follia dilagante, la definisce quella che c'è nel mondo, l'Italia sia pronta a difendersi, il discorso agli allievi ufficiali, servono comandanti capaci di capire il mondo che cambia. Vediamo anche questi virgolettati, l'esercito si deve preparare a qualunque scenario perché i cittadini possano dormire sonni tranquilli. È un errore pensare che siamo in un'epoca che ha bisogno di eroi, è tempo invece di cooperazione, collaborazione e umiltà, e fa specie sentire parole di dialogo venire da un ministro della difesa. Dall'inizio della guerra sono morti oltre 1 milione di russi e 550.000 ucraini, continua perché Putin è ormai nell'angolo.
Andiamo avanti, c'è l'altro scenario in cui comunque è fondamentale ancora una volta la presenza di Trump, che in questo caso fa veramente una fortissima pressione su Netanyahu e dice: se annette la Cisgiordania, che sembrava la prossima mossa di Israele, Israele perde tutto il nostro sostegno. Vance, vicepresidente offeso dal voto in aula, il leader USA allude a un intervento sulla liberazione di Barghouti, che è uno dei leader di Hamas che era rimasto escluso dall'accordo sugli ostaggi e che potrebbe invece tornare in questa nuova trattativa. E poi ecco qua, mafia e canestri, lo andiamo a vedere sulla stampa. NBA, una delle massime squadre di pallacanestro americane. Che l'NBA è la federazione statunitense che raccoglie il campionato professionistico di pallacanestro più importante al mondo. Le all star, le grandi star arrivano da questo campionato, dall'NBA. Esatto, e che non è immune dallo scandalo scommesse. Ci sono stati, pensati, 31 arresti, coinvolti i boss di 4 famiglie di New York, e le autorità appunto tra gli arrestati ci sono Rozier, guardia di Miami, Billups, coach di Portland, insomma dei nomi che a me, devo dire, non dicono molto, però sicuramente agli appassionati sono dei top, è di chiaro. colossi. Torniamo in Italia con questi scontri tutti interni alla legge sulla manovra. Forza Italia e Lega contro i tecnici del MEF. Sulla manovra decide la politica. Il vice premiera forzista Tajani dice: gran comicio, i grandi funzionari vogliono punire e reintegrare le tasse. L'accusa ai burocrati di essere vicini al PD. E in particolare tagliati i fondi per le metro. Tajani chiede a Salvini, quindi 2 ministri della stessa maggioranza, di ripristinare. Di che numeri parliamo? Per la capitale 50 milioni in meno, 15 tolti a Milano e Napoli. La Schlein dice: dove erano i 2 quando si è votata la legge di bilancio? Anche il sindacato dei medici denuncia gravi sperequazioni per gli infermieri, 6.000 ingressi sono insufficienti. Si era parlato di dare ossigeno invece appunto a questo settore. E poi l'altra pietra di contesa era l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, aveva innescato altre polemiche, vedremo come andrà a finire. Poi sulla stampa si parla anche della beffa della rottamazione, dalla sanatoria delle cartelle che riguarda moltissimi cittadini, un freno alla riscossione ordinaria, costerà 800 milioni di euro, la pace fiscale avrebbe dovuto svuotare l'arretrato, invece libererà solo il 3% dei debiti. Qui torniamo su questo storico momento a cui abbiamo già accennato. Il Papa e il Re pregano insieme, le 2 chiese ora sono più vicine, momento storico. Dopo 500 anni è stato il primo evento religioso condiviso dal capo dei cattolici e quello degli anglicani, che ci riporta veramente alle pagine della storia. La denuncia di Leone l'abbiamo già parlato, poi il garante multa il reporter Ranucci, il conduttore che è stato qualche giorno fa nell'obiettivo di un grave attentato intimidatorio, dice agisce il garante in nome dell'esecutivo perché l'autorità per la privacy ha sanzionato il reporter con una multa da 150.000 euro per un audio dell'ex ministro Sangiuliano. E poi veniamo alla cronaca italiana. L'imprenditore di Collegno ucciso a coltellate da un killer incappucciato, era padre di 3 figli, è stato sorpreso, lo hanno sentito inveire contro l'assassino, c'è un sospettato. E poi il video shock, ne abbiamo visto anche uno oggi, quello appena arrivato in redazione, la donna picchiata fino a perdere i sensi in l'esercizio commerciale gestito dal marito, e per questo le riprese hanno funzionato, ma anche qui c'è un video shock per strada, le 14 coltellate a Luciana, 2 testimoni che hanno tentato di salvarla, lei è caduta per terra ferita ma poi non ce l'ha fatta, mentre il suo ex compagno è ripartito in scooter ma poi è stato arrestato. Bene. Allora, ci fermiamo qua, a te di nuovo Angelo. Grazie Lorena, con te ci ritroviamo ovviamente più avanti in trasmissione, ma intanto devo dare un aggiornamento dalle agenzie. Torniamo al caso del parroco accoltellato a Gela.
I carabinieri hanno arrestato il 26enne Francesco Ascia. Per gli investigatori sarebbe l'autore dell'aggressione al parroco avvenuta ieri nella chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà, parroco che è stato anche accoltellato. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati a lui, che ha precedenti penali e disturbi anche psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione è stato trovato il coltello con il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all'addome, è stato colpito. Secondo i PM e i carabinieri l'aggressione sarebbe maturata in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso. Il 26enne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi il primo ospite della nostra mattinata. Parleremo di sicurezza fra pochissimo qui a Buongiorno Sicilia. Allora, come promesso, adesso parliamo di sicurezza, sicurezza nelle nostre città, non solo in Sicilia ma un po' in tutta Italia. Ci sono troppi fenomeni di violenza e ne parliamo con Giuseppe Coco. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei, che è il segretario generale aggiunto del SAP, segretario nazionale del SAP, che è il sindacato autonomo di polizia. Allora, la cronaca ci costringe ogni giorno a raccontare episodi di violenza che possono essere apparentemente slegati tra di loro, cioè apparentemente non avere un filo conduttore, però si registrano nelle nostre città, Palermo, Catania, come altre grandi città, fenomeni di violenza gratuita. Questo è il problema spesso. Ma guardi, io credo che il fenomeno vada analizzato su due fronti. Uno, chiaramente c'è un problema sociale, ma sulle analisi sociologiche lascio a chi per professione fa questo. Per quanto attiene il nostro mondo, quello della sicurezza, credo che il problema si possa attribuire a cosa? A un fenomeno che ha origini, diciamo, affonda le radici agli anni della spending review, che sono stati anni che hanno devastato l'apparato della sicurezza, con la legge Madia, con la previsione di portare gli organici della Polizia di Stato da 116.000 a 80.000, oggi siamo 98.000, mancano più di 10-15.000 uomini sul territorio per garantire sicurezza. Questo quindi non vi consente di essere in maniera capillare presenti sul territorio? Abbiamo avuto un arretramento. Le faccio un esempio su Palermo. Palermo, che è una delle città che in questo momento attira maggiormente l'attenzione da questo punto di vista. Assolutamente sì, fino a qualche anno fa per turno riuscivano a presidiare il territorio non meno di 20 volanti, oggi ne escono a malapena 7. Questo le dà proprio la misura, no? Certo. La dimostrazione plastica meno della metà di qual è stato l'arretramento. La squadra mobile di Catania. Quando stavo io alla mobile a Catania negli anni 2010-2014 eravamo oltre 180, oggi siamo 130. Mancano 50 investigatori che possono lavorare per contrastare il fenomeno criminale. Ma il dato è ancora più grave se lo si analizza rispetto ai carichi di lavoro, perché rispetto a qualche anno fa, che i fenomeni da contrastare erano X numero, oggi quel numero si è raddoppiato. Perché... Ma la criminalità, chiedo scusa se la interrompo, ma perché ci sono questi fenomeni per cui i giovani sono tutti armati? Cioè, non tutti, voglio generalizzare, però molto spesso in alcuni ambienti si circola armati. Si esce di casa con la pistola, con il coltello, con il tirapugni, ma si esce con l'obiettivo di andare a fare una questione. Cioè, noi stiamo raccontando da qualche giorno l'omicidio di Paolo Taormina, ragazzo ucciso a Palermo perché sarebbe uscito per una lite da sedare, forse una lite addirittura inscenata perché c'era l'intenzione di andare a colpire. Ma si può ragionare
Stessa cosa è successa qualche mese fa, sempre nel Palermitano, voglio dire, una banda che scorazza, che spara all'altezza uomo, uccide 3 giovanissimi. Così come ha colpito l'episodio accaduto a Catania quest'estate a Ognina, certo, di un lavoratore, un padre di famiglia accoltellato per futili motivi. E questo è il dato che allarma. Io, guardi, su quello che sta accadendo alla nostra società non mi voglio avventurare. Credo che ci siano diversi elementi che hanno creato questo sfilacciamento, no? Questa difficoltà a dare valore alla vita. Ma, ripeto, non sono analisi che pertengono ad altre professioni. Credo che anche i modelli che stiamo dando ai nostri ragazzi non siano modelli diciamo esemplari. Io ho visto una evoluzione. Il modello Gomorra prima ha portato diciamo a emulare il look. Io girando vedo tanti giovani abbigliati con il modello Gomorra. Oggi, da quello che vediamo a Catania, le sparatorie di questi giorni, credo che stiamo importando anche il modello operativo criminale, questo presidiare il territorio attraverso gli spari per strada o nelle attività commerciali. Quindi credo che ci siano una serie di fattori che stanno contribuendo a questo. C'è un senso di impunità su cui bisogna lavorare, perché non avere una conseguenza alle condotte criminali poi porta a un'escalation di questo genere. E poi la ricetta fondamentale sulla sicurezza credo che cammini su 2 strade, su un binario, quello della prevenzione e della cultura della legalità, il modello Caivano. In parallelo bisogna lavorare sul controllo del territorio e sulla repressione dei reati. Sono 2 strade che camminano in maniera parallela, una non può fare a meno dell'altra. La mancanza di uomini sul territorio, la difficoltà a effettuare il controllo del territorio poi agevola la circolazione delle armi, i fatti violenti, che non è solo un problema di mancanza di sicurezza, che a questo punto non è solo percepita, cioè è reale. È un sentimento reale. E io sono uno che sostiene, e su questo ci stiamo lavorando come sindacato, che il diritto alla sicurezza debba essere previsto nella nostra Carta Costituzionale, tra i diritti fondamentali, così come c'è il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, alla libertà di culto. Bisogna, è necessario, è fondamentale prevedere il diritto alla sicurezza. La signora che vive nei quartieri periferici delle nostre città ha il diritto di uscire a qualsiasi orario del giorno e della notte e non sentirsi minacciata da bande, da giovani violenti, da spacciatori, da scippatori, da rapinatori. Sì, Coco, io le volevo chiedere anche un altro aspetto, perché voi poi ci arriviamo magari alle richieste specifiche che magari avete avanzato e che continuate ad avanzare, però c'è anche un altro fenomeno. Molto spesso, facciamo un esempio, prima gli scontri tra tifosi avvenivano all'interno degli stadi, fazioni opposte, poi è stato vietato, sono state vietate le trasferte, adesso magari all'interno non succede nulla, però molto spesso questi scontri adesso si trasferiscono fuori. Abbiamo un esempio recente, pallacanestro, attenzione, non uno sport. Ahimè, se si arriva alla pallacanestro, che è uno sport certamente importante, ma che non ha il seguito del calcio, i tifosi che fanno un agguato ad un pullman della squadra avversaria e poi in qualche modo si compiacciono del gesto che hanno fatto. Ha perso la vita un uomo, un padre di famiglia che stava per andare in pensione. Gli scontri a Salerno con i tifosi della Casertana che aspettano quelli del Catania che passano, i tifosi del Catania, poi gli ultra che rispondono, stiamo vedendo per l'appunto le immagini. Insomma, è un'autostrada bloccata. Io immagino quando voi vi apprestate a fare servizio, un pochettino di tensione c'è sicuramente. Guardi, intanto abbiamo registrato una certa assonanza tra le tecniche dei tifosi con quelle utilizzate dai manifestanti
diciamo delle ultime manifestazioni, quando ci sono... delle manifestazioni di piazza pro-PAL e quant'altro. Quindi c'è una diciamo stretta correlazione? Una stretta correlazione anche dal punto di vista dell'operatività delle aggressioni. Le dico, noi ancora andiamo a fare ordine pubblico come ai tempi delle Termopoli, scudo e sfollagente. Per questo abbiamo presentato una serie di richieste non solo normative per cercare di migliorare, diciamo, la cornice, il quadro normativo che regolamenta l'ordine pubblico. Già col decreto sicurezza devo dire che qualcosa è stata fatta, ma va migliorato. Per esempio noi chiediamo il DASPO a vita per coloro che si rendono responsabili di atti violenti sia durante le manifestazioni sportive sia durante le manifestazioni di piazza. E quindi non limitato in una fascia temporale? No. Se tu dimostri che hai condotte violente, tu non puoi più partecipare a nessun evento che metta a repentaglio la convivenza civile e, nel caso specifico, lo sport, nel caso delle manifestazioni di piazza, chi vuole manifestare per rivendicare un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Ma lo deve poter fare nella sicurezza anche propria? Lo deve fare secondo la Costituzione, secondo la legge, pacificamente e senza armi. Lo deve fare, e in questo io faccio un richiamo alle forze politiche, che gli atti di violenza vanno condannati da destra a sinistra, senza se e senza ma. Queste zone d'ombra che rischiano di legittimare la violenza sono per noi inaccettabili. La sicurezza non ha colore politico, non è né di destra né di sinistra. Noi siamo deputati per professione a garantire la sicurezza di tutti, anche delle persone che non condividono alcune ragioni legate alla manifestazione. Noi dobbiamo garantire il commerciante che la mattina dopo la manifestazione non deve trovare la vetrina spaccata, la macchina bruciata o il muro di casa imbrattato. Per cui chiediamo questo. Stiamo chiedendo anche dei miglioramenti dal punto di vista delle dotazioni. Intanto vorremmo che ci sia per legge che venga stabilita una distanza di sicurezza tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia. Stiamo chiedendo mezzi alari, cioè barriere fisiche che possono evitare il contatto. Stiamo chiedendo l'implementazione degli idranti. Stiamo chiedendo l'utilizzo dei droni per i servizi di ordine pubblico. Stiamo chiedendo gli interfoni per i caschi dei nostri colleghi che fanno ordine pubblico. Stiamo chiedendo il miglioramento delle tute con dispositivi antitrauma, antitaglio, perché dobbiamo garantire la sicurezza della gente, ma dobbiamo garantire anche la nostra sicurezza, perché siamo professionisti e abbiamo il diritto di tornare a casa sani e salvi. Le do un dato: nei 10 giorni in cui si sono svolte le manifestazioni pro-PAL abbiamo registrato come forze di polizia, come Polizia di Stato, oltre 200 feriti. Non credo che sia un dato accettabile e normale. Prima di salutarci, ci può dire che cosa avete chiesto di recente per la città di Catania? Guardi, io un mese fa sono andato al Viminale, ho chiesto di incontrare il sottosegretario al Ministero dell'Interno, l'onorevole Nicola Molteni, proprio al fine di chiedere uomini, attenzione sulla Sicilia, per la Sicilia. In questi anni, devo dire, un po' trascurata. Per cui ho chiesto uomini per Palermo, per Catania, per Messina, per Ragusa, per tutte le nostre province, in modo particolare, in maniera particolare per Catania e Palermo e per Messina, che a breve noi avremo il problema del ponte, che sarà una di quelle occasioni sfruttate dai professionisti del disordine per creare scontri. Sono professionisti che, al di là delle motivazioni, o è Rami, o è la Palestina, o è la TAV, sono sempre presenti. Sono sempre presenti, pronti a creare il disordine, gli scontri e atti di violenza. Allora, la ringraziamo. E chiedo scusa. E settimana scorsa la stessa richiesta l'ha formulata il nostro segretario provinciale Macaluso, che ha incontrato il prefetto e anche al prefetto ha chiesto un suo intervento presso prefetto di Catania? Il prefetto di Catania ha chiesto un intervento nei confronti, un appello da lanciare al Ministro dell'Interno affinché con la prossima mobilità che dovrebbe avvenire a gennaio Catania riceva un corposo rinforzo.
Grazie a Giuseppe Coco per essere stato con noi, segretario generale aggiunto nazionale del SAP, che è il sindacato autonomo di polizia. Abbiamo parlato di sicurezza, adesso ci fermiamo e fra pochissimo parleremo di meteo, perché ci aspetta un fine settimana all'insegna sembra dell'estate, ma ci faremo spiegare tutto da un esperto. Restate con noi. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in netto miglioramento venerdì sulla nostra penisola. Tornerà infatti a splendere il sole dopo le piogge intense della giornata di giovedì e da segnalare solo un po' di residua variabilità sulla Calabria, settori interni del centro-sud e rilievi alpini occidentali. Sulla Sicilia splenderà il sole infatti nella giornata di venerdì, ma attenzione ai venti che soffieranno infatti ancora sostenuti, con mari infatti localmente anche agitati. Temperature massime che oscilleranno tra i 22 e i 27 gradi. Anche nel corso della giornata di sabato continuerà a splendere il sole sulla Sicilia. I venti soffieranno a tratti sostenuti sulle coste settentrionali, saranno invece in attenuazione altrove, con mari infatti che risulteranno in prevalenza poco mossi. Temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Allora, abbiamo sentito le previsioni meteo e adesso però parliamo con un esperto meteo, Daniele Ingemi, buongiorno. Buongiorno. Grazie a Daniele per essere stato con noi. Allora, in realtà stiamo vivendo una fase meteo un po' particolare, no? Perché abbiamo avuto un'interruzione un po' troppo brusca probabilmente dell'estate, perché la nostra bella stagione va avanti ininterrottamente sicuramente fino a tutto settembre e sicuramente per buona parte del mese di ottobre. In realtà quest'anno è successo qualcosa di diverso, sono arrivate le piogge, importantissime, ci mancherebbe altro, però quello che era il filo conduttore con gli altri anni si è interrotto. Possiamo dare una spiegazione intanto su questo fenomeno? Che cosa è successo? Sì, rispetto agli ultimi anni, quest'anno dai primi di ottobre abbiamo avuto un'importante avvezione di aria di freddo precoce che ha drasticamente quell'anomalia positiva, quindi quel clima abbastanza caldo. L'intero mese di settembre in Sicilia è stato un mese estivo in piena regola, con temperature che sono state ben al di sopra mezzo i 2 gradi. Sostanzialmente che cosa è successo? È successo che la colazione su larga scala, che quindi quella che decide poi le sorti sull'area del Mediterraneo e quindi anche sulla Sicilia, ha tanti cambiamenti, vuoi per l'emergere del fenomeno della Niña, anche se debole, ma che comunque sta iniziando a influenzare sismi di circolazione atmosferica a lunghi tra il Nord America. Abbiamo un problema, scusami, ti chiedo scusa Daniele, abbiamo un problema sulla tua linea. Io chiedo alla regia se possiamo rientrare un attimino in studio e provare magari a ristabilire il collegamento con te, perché abbiamo un disturbo per cui di tanto in tanto si blocca il video, non sentiamo l'audio, e allora magari in attesa di queste spiegazioni importanti che ci stava dando Daniele Ingemi su quello che è il fenomeno della Niña, no? Che sta influenzando il meteo a livello mondiale, vedremo quali saranno poi le ripercussioni anche per la prossima estate e per i prossimi anni, perché sono fenomeni che avvengono nel tempo. Attendiamo di riavere di nuovo Daniele Ingemi per approfondire il tema del meteo, per approfondire anche il tema di questo fine settimana un po' particolare, come annunciato già, con temperature sicuramente fuori dalla norma, diciamo insoliti, ecco, definiamoli così, insoliti per il periodo, perché certamente ci accingiamo a vivere diciamo, il fine settimana che ci porterà poi all'ultimo segmento di ottobre, e avere temperature più alte del solito rispetto alla media, quasi 30 gradi, oltre 30 gradi, certamente non è una cosa normale. Allora mi dicono probabilmente che in attesa di ripristinare il collegamento con Daniele Ingemi proviamo, ce l'abbiamo di nuovo in linea. Allora torniamo di nuovo da Ingemi. Daniele, ci sei?
Adesso, Eccomi. ecco, allora, speriamo che vada un po' meglio, dai. Allora, ci stai spiegando che la Niña sta incominciando a influenzare il meteo a livello mondiale, globale, e poi ci dici per quanto durerà questa sua influenza, grosso modo, perché si alternano, no? Marito e moglie, possiamo definire marito e moglie? Il Niño e la Niña? Anche se, appunto, oltre marito e moglie, i figli, i cugini sono altri indici climatici che a questi fenomeni influenzano la circolazione atmosferica. Possiamo dire che questa situazione caratterizzerà gran parte del periodo autunnale, dell'inverno, e verso l'inizio dell'anale, nel corso del corso della stagione invernale, ci si attende un periodo ancora più dinamico. Periodo più dinamico cosa intendi? Con precipitazioni che si alterneranno a schiarite? Cosa possiamo dire? Esattamente. Per periodo dinamico si intende un periodo caratterizzato da queste grandi perturbazioni che interessano il continente, che quindi da un lato tipo l'aria calda che dalle latitudini subtropicali raggiunge l'aria temperata e fasi di tempo stabile ma anche abbastanza caldo, come sta succedendo appunto in questi giorni, accadrà nel corso dall'altro queste perturbazioni danno origine anche ad ondate che possono essere anche particolarmente severe e dare origini però concentrate su aree territoriali. Questa è purtroppo una caratteristica degli ultimi anni, perché sì, portano piogge, ma le piogge più abbondanti sono una distribuzione irregolare e finiscono su aree molto, mentre sul resto magari della regione le precipitazioni vengono sempre al di sotto della media, e questo poi è un problema per l'arrivo dell'estate calde, e i vari invasi non riescono a riempirsi al meglio dell'arrivo della bella stagione, quando di acqua ce n'è tanto bisogno. Allora Daniele, veniamo a questo fine settimana. Che cosa ci puoi raccontare, che cosa ci puoi dire del weekend? Perché forse ci saranno temperature che saranno sopra la media anche di 10 gradi in alcune zone, è possibile? Sì, 8 gradi, forse. Diciamo che dalla giornata di domani, oggi è una giornata caratterizzata da ventilazione occidentale che ha un po' leggermente abbassato le temperature, ma di poco, perché siamo sempre al di sopra della media, come possiamo, che indica l'anomalie delle temperature a 5 metri, e quindi sostanzialmente il rosso indica temperature al di sopra della media, i colori blu e viola indicano temperature che si abbassano al di sotto della media, messaggio di aria subtropicale che non sale dal basso Atlantico, sostanzialmente la zona delle isole Canarie, e poi ancora di più domenica ce la ritroviamo proprio sopra la Sicilia, e sarà questa massa d'aria insolitamente calda per il periodo, accompagnati di piogge secchi, che produrranno questo aumento delle temperature. Nelle ore centrali della giornata di domenica, in alcune del Siracusano, soprattutto vicino alla fascia costale, potremo raggiungere delle temperature massime anche di 28-30 gradi, anche se si tratta di valori molto localizzati. Ad esempio a Catania città di domenica supererà anche la soglia dei 27 gradi. Però anche detto che questo aumento delle temperature sarà molto temporaneo, anche per poi nel corso della giornata di lunedì cosa accadrà? Accadrà che l'Italia centro-settentrionale transiterà una nuova perturbazione, la sfiorata, ci potrà essere qualche piovasco, qualche pioggia solo esclusivamente sulle aree tirreniche, dove magari potrà arrivarti anche qualche rizzato. Sul resto della Sicilia avremo un cielo che spazierà dal poco nuvoloso all'irregolarmente nuvoloso. Arriverà dell'aria più fredda dal nord Atlantico, che nel corso farà diminuire le temperature e quindi riporterà i valori di poco sotto le medie del periodo. Quindi questo andamento dinamico, tipico di una stagione di transizione come appunto l'autunno,
che gran parte della prossima settimana, dove avremo dei periodi un po' più miti, periodi con temperature diciamo più fresche. Certo, non possiamo parlare di freddo, ma di un clima decisamente più fresco. Allora, diciamo che ritorneremo nella normalità già all'inizio, nei primi giorni della prossima settimana, incominceremo ad avere un clima tipicamente, diciamo, autunnale. C'è quasi una, mi passi questo termine, io non sono, diciamo, un tecnico, un meteorologo, voglio dire, però andiamo verso una normalizzazione in qualche modo in questa fase, cioè perché l'autunno si sa è una stagione che sta a metà, no? Di transizione prima di arrivare poi all'inverno. Ecco, questo è quello che volevo in sintesi dire. Quindi questo tipo di alternanza, questa variabilità è tipica dell'autunno. Dico bene, giusto? Il termine esatto, perché la variabilità è una tipica non solo dell'autunno ma anche della primavera, che sono le stagioni di transizione per antonomasia. Quindi questo tipo di tempo che stiamo vivendo in questi rientra in quella che è la normalità quindi sostanzialmente ci sta avere anche delle fasi brevi calde alternate a periodi magari un pochettino più instabili, più grigi e con temperature si abbassano al di sotto delle medie del periodo. Sono delle caratteristiche che caratterizzano una stagione, però normale è poi il conto che viene fatto alla fine, cioè nel senso l'autunno poi in media avrà delle temperature in linea con le medie. Purtroppo vediamo che nonostante queste diciamo queste caratteristiche, no, che caratterizzano l'autunno, quindi questi scendi poi alla fine, facendo i conti alla fine, quindi lancio di quella che è la temperatura media in questi ultimi 3 mesi, quasi sempre poi emerge quell'anomalia che purtroppo ci indica che noi stiamo vivendo un periodo di riscaldamento a livello generale dell'atmosfera. Quindi, grazie. Di normalità poi. Sì, no, Daniele, purtroppo il tuo audio, un problema di audio che va singhiozzando e si interrompe il collegamento. Magari affronteremo questo discorso più avanti per parlare dell'inverno, che tipo di inverno ci aspetta, però non oggi, ci siamo già fatti un'idea di quello che sarà il fine settimana. Grazie per essere stato con noi questa mattina, buongiorno Sicilia e buon proseguimento di giornata anche a te, buon weekend anche a te. Ci fermiamo, breve sosta e poi andremo a scrutare le stelle. E allora è il momento di scrutare le stelle, vediamo l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi il Sole appena entrato in Scorpione inizia subito la sua battaglia con Plutone, voglia di trasformazione sì, ma soprattutto voglia di portare chiarezza e alla luce qualcosa che prima era un pochino più tra le righe. Ariete, per voi oggi Marte funziona benissimo, tra l'altro dialoga con dei trigoni poderosi con tutto il resto dello zodiaco, quindi oggi iperattivi, oggi forti, carismatici e come sempre passionali. Toro, per voi queste opposizioni planetarie sono assolutamente notevoli, imprimono molta forza, sembrano un po' atterrirvi, però la sfida che avete iniziato è veramente meravigliosa perché sarà proprio quella che vi porterà ad una pacificazione in amore e a fare in modo che la vostra realtà pratica diventi più bella, più comoda e anche un pizzico più ambiziosa. Gemelli, per voi la giornata oggi è un po' particolare, proprio Mercurio si oppone a Urano nei vostri gradi, per cui oggi proprio il vostro pianeta, il vostro ospite planetario proprio si danno botte, per cui cercate di mantenere la calma, di non irritarvi troppo e soprattutto di curare bene la comunicazione e soprattutto in sede lavorativa, formale o con le altrui persone. Cancro, la vostra giornata oggi è un tripudio di meravigliosi trigoni da Giove che non fa più neanche caso al suo non parlarsi con Plutone.
Giove però ancora quadra con il Sole, per cui potreste sentirvi un po' stanchi per tutte queste novità, ma sicuramente eccitati e coinvolti, perché le cose stanno cominciando ad andare per il verso giusto su ogni piano. Leone, la giornata di oggi vede un po' di confusione e tensione intorno. Oggi proprio non riuscite a carburare come al solito, vi sentite un po' stanchi, un po' fiacchi e probabilmente avete bisogno di parlare un po' di voi con un amico. Vergine, per voi oggi la giornata è una giornata resa solida dalla potenza planetaria risidente in Scorpione, che dinamizza e velocizza soprattutto i vostri affari. Avevate bisogno di velocità, di sintesi, di dinamica, eccole arrivate. Bilancia, Venere con voi, ma sempre sola. Gli altri pianeti sono troppo affaccendati a costruire castelli in aria o progetti poderosi per parlare con voi. Però questa Venere è una Venere interiorizzata e curativa e vi aiuterà assolutamente a mettervi in sesto. Scorpione, ancora oggi protagonisti dello zodiaco, con un Sole che quadra però a Plutone, quindi uno Scorpione che vuole arrivare a un obiettivo, quindi uno Scorpione che non vuole più avere ostacoli e in maniera fortemente volitiva si imporrà. Sagittario, per voi oggi vi coccola Venere, mentre questo bailam zodiacale Giove ha ricominciato a intessere rapporti bellissimi con Nettuno, con Saturno, ma anche con Mercurio e con Marte e la Luna, per cui oggi il vostro pianeta farà dei piccoli miracoli per voi. Capricorno, per voi oggi è una giornata fortemente intensa, piena di impegni e di cose da fare, di condividere, di lavoro di squadra e soprattutto di badare a tante attività collaterali che a volte tralasciate un po'. Attenzione. Acquario, Venere vi coccola un po', ma non siete mai troppo interessati a queste faccende. Plutone piuttosto riceve una brusca quadratura dal Sole e lì forse vi sembrerà chiaro una faccenda che davate per scontato che avesse una determinata forma, mentre invece, guardate bene, ne ha un'altra. Pesci, la vostra giornata è magnifica, resa tale da Giove, da Marte, da Luna e da Mercurio, trigoni a tutto spiano e in più il Sole che vi dà forza, energia, coraggio. Venere latita un po', ma non per questo avete meno capacità d'amare. E allora, adesso, prima di tornare ai quotidiani, con la nostra Lorena Dolci che è già in postazione, la possiamo vedere, fra poco ci regalerà qualche curiosità. L'ultima chicca. Vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti del fine settimana in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Dal 24 al 26 ottobre Lingua Glossa ospita la quarta edizione di Piazza del Gusto, il percorso enogastronomico che celebra i sapori del versante nord dell'Etna. Vino, olio, nocciole e salsiccia, protagonisti tra degustazioni, show cooking e incontri dedicati alla qualità agroalimentare, con il centro storico trasformato in un villaggio dei sapori. Dal 23 al 25 ottobre Messina ospita i Negramaro al Pala Recifina per 3 serate del tour Palasport 2025 con i grandi successi della band salentina. Dal 24 al 26 ottobre Palermo accoglie all'Orto Botanico la Zagra d'autunno, mostra mercato tra profumi e colori dedicata al mondo del verde, dei fiori e dell'artigianato naturale. Dal 24 al 26 ottobre, Petralia Sottana propone la Festa dei Sapori Madoniti d'autunno, 3 giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche delle Madonie, tra stand, degustazioni e spettacoli. Dal 23 al 26 ottobre, Mezzoiuso celebra la Sagra della Castagna, prodotti tipici, artigianato, folklore e intrattenimento nel borgo immerso nei colori autunnali.
Dal 24 al 26 ottobre, Caronia ospita Porcellini e Porcini, sagra che unisce i sapori della cucina nebroidea con musica, spettacoli e mercatini artigianali. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E allora, per chiudere, andiamo dalla nostra Lorena. Sì, vi porto a conoscere questo arzillo vecchietto, il signor Antonino Mazzone, che pensate ha ben 104 anni, ha fatto il carabiniere, ripercorre la sua carriera in cui fra l'altro inseguiva anche il bandito Giuliano. E lui ricorda appunto che lo aveva fermato più volte, ma capitava che dopo qualche mese ce lo ritrovavamo libero per strada. I suoi ricordi vanno molto indietro nel tempo, perché Antonino Mazzone è classe 1921 e faceva appunto parte della squadra che dava la caccia ai latitanti, fra cui c'era anche il re di Montelepre. Nella sua lunga carriera ha lavorato a lungo a Palermo, oggi vive a Capodorlando a Messina, dove fino a pochi mesi fa, pensa Angelo, guidava ancora la sua utilitaria. Ora dice che ha dei fastidi alla schiena e sta a casa, passa il tempo a giocare a scala con il figlio, prima a scala 40, ora è passato alla scopa, perché ha male alla mano, bisogna tenere tante carte con la scala 40. Certo. Cosa mangia? Gli chiedono sempre la ricerca della ricetta di lunga vita. Dice: prima avevo problemi con l'aglio, ora mangio anche quello, non manca mai un buon bicchiere di vino a pranzo e a cena, ma con la gassosa. E poi cura il buon umore con la poesia. Ricette importanti e i consigli importanti dell'ex carabiniere oggi in pensione, ultracentenario. Auguroni ancora, grazie Lorena per essere stata con noi stamattina. Grazie a tutti voi per aver seguito Buongiorno Sicilia, che si ferma qui per questa settimana. Ci ritroviamo lunedì puntuali come sempre alle 8. A tutti l'augurio di un felice fine settimana.